Welcome to the midweek recap of English news from Italy and Friuli Venezia Giulia. Musei scolastici, bringing the history of our schools to life. In Trieste, the region Friuli Venezia Giulia launches Musei Scolastici, a new initiative presented by Regional Councillor Alessia Rosolen to preserve historic school heritage and make it accessible to the public. Innanzitutto non è importante la cifra che abbiamo messo a bilancio, quanto piuttosto la misura a cui diamo il via, ossia istituzionalizzare il contributo della Regione per la valorizzazione di tutto il patrimonio storico e culturale delle scuole del nostro territorio. La cifra è in qualche modo irrilevante perché abbiamo bisogno col bando che presenteremo alla metà di marzo e con le domande che potranno essere presentate entro la fine di aprile di avere un quadro complessivo di quelle che sono le scuole del nostro territorio. Trieste to commemorate the Day of Remembrance on February 10th. Italy marks the Day of Remembrance on February 10th with a solemn ceremony at the Foiba di Basavica near Trieste. The commemoration honors the victims of the Foiba and the post-war exodus of Italians from Istria, Fiume and Dalmatia, alongside a month-long program of cultural and historical events across the region. Friuli Venezia Giulia, on tracks for smarter, faster logistics future. Regional authorities and industry representatives met in Monfalcone and Marina Lepanto to discuss transport and logistics, as the region works to strengthen Friuli Venezia Giulia's role as a key hub for rail and intermodal transport. Quindi dobbiamo migliorare questa infrastruttura e migliorare anche la specializzazione dei 4 interporti affinché possano essere di supporto all'intero sistema. Cross-border action for safer Adriatic. The EU-founded ASAP project unites Adriatic countries to strengthen joint preparedness in response to oil spills, protecting vulnerable seas and coastlines. A project about the cooperation in case of emergency due to an oil spill in the Adriatic Sea. It is a project where we have collaborated and we are collaborating with partners of all 6 countries of the Adriatic. The Adriatic is a specific sea, is a very elongated but very narrow, so it calls for cooperation. I don't think that conservation measure can be efficient if it is not implemented over the whole area. So our project is about this, about the collaboration in case of a major oil spill, which can cause a catastrophe that would affect not just the environment, the physical, the biological environment, but also the livelihood of all the coastal communities of our countries. Bringing eye care closer to home. Trieste's Portable Slit Lamp Initiative. In Trieste, the Casali Foundations donated portable eye care equipment to the Trieste 2 Health District, improving care for homebound and vulnerable patients. Con questa strumentazione siamo riusciti a sfondare il muro della difficoltà per le persone anziane in difficoltà di arrivare all'ospedale, al laboratorio. Entriamo in casa da loro, riusciamo a fare gli esami che sono necessari per l'occhio, per la luminosità, eccetera, in modo da avere un grosso sostegno per le persone che hanno difficoltà anche a muoversi e uscire di casa. Quite often there are patients with a disability that cannot stay in the position, they don't understand. So this is a portable slit lamp that you can use quite easily, and the weight is 700 milligrams, so it's really easy to move. And you don't need that the patient collaborate in this way. You just turn the light on, direct the slit lamp, and you can focalize all the structure. Exploring Padriciano, from Refugee Center to National Museum. Icon and the Museo di Carattere Nazionale CRP of Padriciano have presented a new museum project at the former Padriciano refugee camp, outlining a narrative and digitally driven exhibition on the history of the Istrian-Dalmatian exodus and the refugee camps in Italy. Abbiamo parlato pochi giorni fa
nel giorno della memoria quanto sia importante che le nuove generazioni capiscano i drammi che sono stati vissuti nel Novecento, anche non soltanto in un senso didattico, ma soprattutto in un senso di civile democrazia. Questo museo va proprio in questa direzione. È una valorizzazione prima di tutto della democrazia, perché conoscendo i drammi si evitano. E quando diventa qualcosa che è scritto solo su una pagina di un libro rischia di essere qualcosa molto distante dalle persone. Iniziative come queste, che utilizzano anche l'innovazione per superare il nozionismo, sono fondamentali non soltanto per un dovere di ricordo, ma per un dovere verso il futuro. Trieste savored a Monday lunch break before the rain set in for the rest of the week. A perfectly sunny, if blustery, Monday afternoon before the rain settles in for the rest of the week. Enjoying this sunny Monday? At work, unfortunately, but we're taking the opportunity to grab a coffee in Piazzolita. So just grab a coffee and the afternoon with the sun, and it's pretty cool. Yeah, really nice. I'm enjoying this Monday, taking a walk in this beautiful Sunday, and it's quite windy, but I really love Trieste, so this is fine. Thank you for watching in Trieste Web TV. We speak your language.